Ben ritrovati ad InfoTV, la rubrica di informazione commerciale dedicata alle realtà economiche e produttive del Nord-Est. Vediamo insieme gli approfondimenti di oggi. La fattoria sociale Conca d'Oro, immersa nel verde tra i rilievi di Bassano del Grappa, è un fiore all'occhiello nel suo genere. Parte del programma di sviluppo rurale 2007-2013 coniuga il sociale con la sostenibilità del territorio, senza dimenticarsi della qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti bio, tutti rigorosamente certificati. Punta di diamante della fattoria, oltre ad un eccellente ristorante alla carta, una fattoria didattica, un'area di sosta turistica per i camper e una forte attività di sostegno lavorativo alle persone diversamente abili, impiegate in ogni attività della fattoria. Tali persone, attraverso la propria partecipazione attiva all'interno della cooperativa, quali il lavoro nei campi, la realizzazione artigianale del packaging dei prodotti, il forno di nuovissima realizzazione e l'attività nelle cucine e nella sala del ristorante, ritrovano una propria dimensione e un equilibrio personale, commercializzando esclusivamente prodotti a chilometro zero, frutto del proprio lavoro, quale dimostrazione di una reale utilità sociale ed inserimento nel mondo produttivo, facendo così delle proprie disabilità una risorsa anche economica. Per noi la disabilità è una risorsa. Lei pensi che partendo dalla fattoria facciamo politica agricola, facciamo politica sociale, facciamo imprenditoria, riusciamo a far sì che questi ragazzi non siano un peso per la società ma siano una risorsa. Chi può fa, chi può meno fa meno. È come se l'asticella fosse obliqua, non orizzontale, tutti hanno un posto per saltare, quindi deve essere utili. È come dire che ognuno qui trova un proprio posto, un proprio ruolo di lavoratore, fra virgolette naturalmente, ma loro si sentono tali e contribuiscono all'economia e quindi a rendere viva questa realtà. I ragazzi vengono impiegati in attività di agricoltura, quindi partendo dalla coltivazione di verdure e frutta biologica. Passano poi per altri settori, quali per esempio la trasformazione di questi prodotti in marmellate, confetture, creme salate. Abbiamo anche ristoranti che funzionano utilizzando i nostri prodotti, quindi nella ristorazione. Abbiamo un negozio di vendita diretta, quindi nella vendita diretta dei nostri prodotti, che viene poi complementata con l'offerta del Panet. Abbiamo in funzione anche un'area sosta camper che accoglie più o meno una ventina di camper a settimana provenienti dalla Germania, dall'Olanda e dall'Italia. Abbiamo poi una fattoria didattica per i gruppi scolareschi dagli 8 ai 15 anni per quanto riguarda percorsi sulla pianificazione, sulle api, sulle erbe spontanee della fattoria. Euroedile, una realtà unica, leader tra le aziende di ponteggi. Presente nel mercato da 30 anni, Euroedile, con sede a Postioma in provincia di Treviso, sviluppa 60 cantieri al mese, più di 700 progetti all'anno. Euroedile non si occupa di ponteggi in senso stretto. Come evidenziato nel logo della nostra società, offre soluzioni personalizzate alla nostra clientela. Fin da subito il focus dell'azienda è stato quello di differenziare il proprio operato da quello dei diretti competitor, puntando decisamente su qualità, sicurezza e soluzioni innovative. Questo ha permesso col know-how accumulato negli anni di puntare decisamente su grandi opere quali ponti, viadotti e monumenti di prestigio. Euroedile da sempre punta sull'innovazione, è questo uno degli aspetti che permettono all'azienda di continuare a crescere. I dati del primo semestre sono in crescita e confermano quindi la capacità dell'azienda di crescere anche in contesti di difficile congiuntura economica come l'attuale. Questo è dovuto anche principalmente da una squadra forte, motivata e determinata. Ma come viene monitorato l'andamento dell'azienda? L'Euroedile, già da 10 anni a questa parte, utilizza un sistema di controllo e di gestione avanzato. Questo permette di migliorare la governance e di ottimizzare le prestazioni di servizi, anticipare i fabbisogni finanziari e monitorare gli obiettivi aziendali. Questo ci rende un'azienda flessibile e dinamica e che risponde rapidamente ai cambiamenti del mercato. Fondamentale è l'aspetto della sicurezza del cantiere dove opera il personale. Per gli installatori l'Euroedile promuove una formazione continua, costanti riunioni formative e mette a disposizione attrezzature e dispositivi di sicurezza all'avanguardia.
L'azienda offre consulenza e progettazione grazie all'efficiente ufficio tecnico capace di sviluppare soluzioni personalizzate all'avanguardia. Qui nascono i grandi progetti, i grandi appalti e le soluzioni, grazie a un ufficio tecnico commerciale all'avanguardia che si occupa di progettazione integrata alla sicurezza, cercando al contempo stesso di ottimizzare i costi. Euroedile nel corso degli anni si è specializzata in opere speciali e molto particolari di grandi dimensioni. Oggi la troviamo anche nel Salotto Buono di Treviso. Siamo nel salotto della nostra amata città, quindi il ponteggio è stato realizzato con tutti i vincoli del caso, zona ad alta pedonabilità, negozi che devono continuare ad essere fruibili dalla gente, pertanto ogni scelta progettuale è stata decisa in base a un concetto molto amato dalla nostra azienda, cioè che siamo aperti per restauro. La facciata principale è stata completamente sospesa, lasciando liberi gli ingressi e le attività. Nel fronte ai Calmaggiore invece è stata realizzata una struttura in carpenteria ad elevate luci, per impattare il meno possibile nella zona sottostante. La forza di Euroedile sono le persone, un centinaio di diverse professionalità unite da un unico obiettivo: essere un'azienda affidabile e innovativa. Siamo giunti al termine di questa edizione di InfoTV. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.